Allora Francesca, analizzando il periodo ultimo di questo Vittorio Veneto sembra quasi che ci siano dei problemi, però analizzando il gioco e la prestazione non si può dire questo. I risultati sicuramente non stanno venendo. I risultati non stanno venendo non perché non stiamo lavorando bene, perché in settimana ci alleniamo molto bene, sono la prima a dirlo, e penso che oltre al mister e allo staff i giudizi esterni non contano, perché non ci vedono durante la settimana, vedono probabilmente solo le prestazioni e quindi è facile giudicare. Quest'anno non è il campionato di chi si allena meglio, di chi gioca meglio, ma è il campionato di chi ha più voglia, e questo si dimostra in campo perché tutte le squadre hanno quel qualcosa in più, probabilmente giocano contro il Vittorio e hanno quel qualcosa in più e si vede, quindi noi manchiamo sulla voglia e sulla reazione alla partita, non di certo dal punto di vista di qualità e tattica, insomma, ecco. È una critica quindi anche per la squadra. È una critica assolutamente per la squadra, dove parte da me fino ad arrivare alla più giovane del gruppo. Dobbiamo risollevarci come squadra, poche parole servono per dire cosa stiamo facendo, perché a mio avviso abbiamo sempre lavorato molto bene e stiamo lavorando molto bene in allenamento, di conseguenza i risultati arriveranno solo se ci sarà la voglia da parte di tutte di portare questi risultati. Non si può aspettare sempre che la reazione ce l'abbia la compagna a fianco, deve partire da dentro, proprio dalla pancia di ognuna di noi, se no non ci si risolleva. Domenica c'è un altro scontro e si va ad Imola. Domenica si va a Imola, altra trasferta, e anche lì si giocherà. Sono tutte finali adesso, c'è poco da fare, noi ci dobbiamo salvare, non siamo tra le prime tre, quindi è come essere a metà classifica e dobbiamo dare il tutto da qua all'ultima, poi ci saranno gli scontri diretti, ma bisogna analizzare partita per partita e entusiasmo dopo entusiasmo, altrimenti non... E dimenticare soprattutto magari il risultato dell'andata, dove avete vinto 7-2. Sì, bisogna... Sì, sicuramente non ci sono partite facili, o meglio, sulla carta per alcune squadre possono essere facili, per il Vittorio a quanto pare non c'è niente di facile, non dobbiamo vederla come un limite, dobbiamo vederla come uno stimolo, quindi fare di una difficoltà un'opportunità, tutto qua. Capitano Ross ha detto due cose principalmente. Il pubblico non vede sicuramente il lavoro che viene fatto in settimana, però di contro le altre squadre mettono quel qualcosa in più qui a Vittorio Veneto. Sì, il capitano ha perfettamente ragione. Durante la settimana le ragazze, oltre a fare chilometri per venire a fare gli allenamenti, si impegnano al massimo, quindi alle ragazze durante la settimana non si può dire niente. È chiaro che le squadre avversarie, quando vengono in casa nostra a Vittorio Veneto, sono preparate ad affrontare una squadra forte e danno qualcosina in più. Se noi adesso non ci caliamo nella mentalità di una squadra che deve lottare su ogni palla dal primo minuto e non magari svegliarsi tardi o a sprazzi, andiamo in difficoltà. Oggi abbiamo subito un tiro in porta, se si può chiamare un tiro in porta, abbiamo subito un gol, siamo stati bravi a reagire, a pareggiare, a buttare il cuore là davanti per l'ultimo quarto d'ora, però oggi come oggi non è stato sufficiente. Un'altra cosa si è vista però oggi, hai provato a cambiare tra il primo e il secondo tempo un po' il modulo. Sì, tatticamente siamo andati un attimino in difficoltà in mezzo al campo perché erano in superiorità numerica e non riuscivamo a spingere sulle fasce, che eravamo sempre sul 2 contro 1. Quindi ho abbassato la Tomasello, ho fatto un cambio che ci sta, insomma, quando si legge la partita dopo si vede il meglio per la propria squadra. E volevo chiederti una cosa, mister. Ci sono 2 centrocampiste in questo momento in panchina che non trovano spazio. Come mai secondo te? Come mai secondo te non possono giocare in questo momento? Non sono all'altezza di quelle titolari? Allora, io ho 23 ragazze, tutte 23 con qualità diverse, e in questo periodo dove stiamo provando a giocare col 4-2-3-1 è chiaro che avendo 4 centrocampiste brave ne devo far giocare solo 2. Se fosse per me giocherebbero tutte 23 titolari, quindi sono solo delle scelte tattiche. Nulla più, insomma. Comunque, mister, domenica prossima c'è un'altra finale, come dicevi le altre volte, Imola, dove sicuramente bisognerà dimenticare il risultato dell'andata, dove ha visto la vittoria del Vittorio Veneto per 7-2.
Sì, ormai siamo abituati a non confrontare il girone di ritorno con quello dell'andata perché abbiamo visto i risultati. È chiaro, ci sono tantissime partite e andiamo a Imola a testa alta per cercare di fare anche magari una prestazione meno bella, ma con punti, con tanti punti. Siamo con Alessandra Tonelli. Alessandra, un punto oggi qui al Barison di Vittorio Veneto. Un punto, sì, sudato. Una partita tesa, direi, è stata soprattutto nel secondo tempo quando Vittorio Veneto cercava di giustamente portarsi in vantaggio e abbiamo provato a tenere la compattezza, a tenere i nervi saldi. Eravamo stanche fisicamente, però un punto, sai, speravamo di vincere, però d'altra parte il valore dell'avversario è venuto fuori, hanno fatto un gol e quindi pareggio è un risultato che mi sembra giusto. Rispetto all'andata è un Trento sicuramente che è cresciuto, l'abbiamo visto in campo, questo bisogna dirlo. Come ti sembra la squadra a questo punto della stagione? Come hai detto tu, cresciuta sicuramente, all'andata era tutta un'altra partita, penalizzata anche dall'uomo in meno dopo pochi minuti. E lì sicuramente il Vittorio aveva preso il largo. Siamo cresciute, abbiamo imparato a conoscerci e quindi questa amalgama di squadra è venuta fuori, ciascuno ha trovato un po' meglio le proprie posizioni e abbiamo recuperato qualche infortunio e quindi i risultati ora si vedono. Diciamo che l'uomo in meno l'avete avuto anche oggi nel finale, un complice, come si può dire, un gesto, una stupidata del centrale vostro. Cosa puoi dire in questo caso? Posso dire che era proprio una grande sciocchezza e che non condivido assolutamente, A perché è mancanza di rispetto, B perché lascia in difficoltà la squadra e siccome non giochiamo da 2 giorni servirebbe un po' più di maturità. Adesso vi aspetta un'altra partita domenica prossima, il campionato è ancora lungo, certo è che la riforma dei campionati penalizza tutte. Sì, senz'altro, è un campionato che potrebbe non avere molto da dire nella fascia centrale della classifica, però infatti non sono esclusi risultati clamorosi dove magari squadre che hanno fatto molti punti nella prima parte di stagione vanno a perdere con quelle più sotto. Una bella lotta mi sembra per le prime 3 posizioni e le altre che si daranno da fare per arrivare più in alto possibile. Noi almeno ci proviamo. Allora, Mister Pavan, parlavamo con Tonelli di un Trento sicuramente cresciuto in questa seconda parte di stagione. Sì, sicuramente siamo cresciuti moltissimo, hanno dimostrato le ragazze di non valere sicuramente la posizione che occupavano prima, che abbiamo dei valori tecnici importanti e stanno venendo fuori. Sicuramente da questa partita possiamo tirare fuori molte indicazioni valide, perché da un lato appunto abbiamo dimostrato di essere molto competitive anche dal punto di vista sia tecnico, tattico, ma che sappiamo interpretare bene le partite. Dall'altro dobbiamo capire che certe intemperanze, certe cose non fanno bene e questo è il segnale di quanto ci manca ancora per diventare una squadra forte come la vostra sostanzialmente. Anche se in questo periodo il Vittorio Veneto non è che stia facendo il massimo, diciamo così. Certo, però ci sono 13 punti, se non sbaglio, di differenza che si dimostrano secondo me anche da queste cose qua. È vero, probabilmente state incontrando il Vittorio Veneto sta incontrando una flessione, però io credo che dal punto di vista atletico e fisico siate la squadra più forte, sia la squadra più forte che abbiamo incontrato dal punto di vista proprio fisico. E penso che il campionato, essendo molto lungo, porterà a sfinire in qualche modo anche chi corre davanti e probabilmente io penso che con questa tenuta atletica e con questa forza fisica che ha dimostrato il Vittorio Veneto possa comunque ancora competere, anche se immagino la classifica si faccia un po' deficitaria, ecco. Per quanto riguarda il Trento invece, complimenti sicuramente. Grazie, e girerò questi complimenti alle ragazze perché sono state molto brave. Noi abbiamo incominciato veramente male all'inizio perché proprio dovevamo capire alcuni aspetti tattici o comunque alcuni aspetti di come si gioca, di come vorrei che giocassero le squadre
e alla fine quando siamo riusciti, quando anch'io ho imparato a confrontarmi con questa categoria, io credo che abbiamo veramente migliorato molto le nostre prestazioni, ma tutte, quelle vinte e quelle perse. E penso che questo sia il nostro obiettivo, cioè migliorarci ancora e cercare di diventare un punto di riferimento per la nostra regione, proprio sia come squadra, sia come anche modo di giocare, insomma, noi vorremmo essere, il nostro obiettivo è proprio quello di essere un'attrattiva. Ecco, tutto qua.